Quanti politici ci sono qui questa sera locali? Quanti ne avete visti? Neanche uno. La politica ci ha abbandonati, non è mai stato con noi, se nessuno se ne è accorto. Ha fatto finta di essere con noi in una certa parte politica di una certa amministrazione comunale per un percorso molto breve, poi quando ho capito che avevamo capito a nostra volta che non erano dalla nostra parte, ci hanno boicottati, se ci lasciano andare, loro vogliono che ci stanchiamo. Questa è la tattica che stanno utilizzando. Io, caro signore, non ho mai votato nessuno di questi personaggi qui nella zona, quindi c'è un sistema di voto tra l'altro che è taroccato in partenza, quindi qualsiasi persona noi andiamo a votare, le cose non cambiano. Lo si sta vedendo al governo adesso, che anzi la politica adesso sta dimostrando proprio in modo sfacciato quanto mafiosa è, visto che comunque a presiedere le commissioni dei vari ministeri, non so se avete i nomi, Formigoni, Vitto, Casini, cioè mi dica chi li ha votati quelli? Li ha votati lei? Io no, non credo. Quindi la politica va per il suo corso, noi non possiamo influire su nulla. A livello locale possiamo farlo, si sta vedendo in questo periodo poi quanta gente effettivamente va a votare. A Udine, nelle ultime elezioni comunali, ha votato meno della metà dei cittadini aventi diritto a voto. Quindi non è vero che il governo, che noi lo votiamo, il personaggio. Cioè, il personaggio è già, se non è lui è un altro che va su in carica. È un gioco, è un trucco, sono scatole cinesi dove alla fine vince sempre il gioco delle tre scatole, vince sempre il banco. Dobbiamo muoverci noi dal locale, partire dal locale. Per esempio, a Portogallo un assessore all'ambiente si chiama Ivo Simonella. Io speravo venisse qui questa sera, visto che durante un question time, lo chiamano, quegli incontri che fanno con i vari cittadini nelle varie frazioni, uno si è svolto un mese fa e mi ha attaccato personalmente dicendo che non mi rispondeva perché avevo scritto in un blog che sono asini, eccetera eccetera, e ha fatto affermazioni del genere riguardo, lo so che non si parla dei senti, però non è colpa mia, se lui scappa e io devo dire le cose. Poteva essere qui questa sera, l'avrei affrontato a viso aperto. Chi è qui magari in sua vece, dopo mi riferirà, mi dirà quello che ho detto. Per esempio, riporto testuali parole di quello che ha detto. Lui ha detto che le PM2,5, per esempio in area PIC Moiari, dipendono, le concentrazioni alte, le concentrazioni di particolato nel portoghese dipendono dalle particolari caratteristiche climatiche della nostra zona. Questa mi sembra un'ottima risposta. Sì, è un burocrate tinto di verde, perché essere accurati per massimo ambientalista. E l'inquinamento che subisce da fonti inquinanti esterne in Portogallo è di molto superiore a quello che esso produce, quindi non ci dobbiamo preoccupare degli impianti di incenerimento che abbiamo qui, delle centrali biomasse, visto che le emissioni centrali che insistono nel nostro territorio in confronto all'inquinamento che subiamo sono poca cosa, e le 5 tonnellate all'anno di polveri sottili in più causate dalla riduzione del filtro a maniche della centrale sommaria, che produrrà, e sta già producendo perché è in funzione, quando entrerà in funzione non devono preoccupare. Cioè praticamente, a parte il fatto che le tonnellate erano 7, per quanto era risultato dagli studi, dalle tabelle tecniche, con 5. Comunque ecco, questo, noi ci confrontiamo con amministratori che dovrebbero tutelare i nostri interessi e la nostra salute, che invece non lo fanno. Loro vanno da un'altra parte. Quindi ci ha abbandonati in pieno la politica, ma è la prova questa sera, non c'è un amministratore, un consigliere comunale, un assessore, nessuno di 3 comuni che potrebbero essere interessati in questa circoscrizione. Quindi cosa dobbiamo fare alla fine? Siamo noi che dobbiamo prendere le palle in mano. Il prossimo anno ci sono le elezioni a Fossata, vero? Bene. Gente a Fossata comunque se ne è già accorta, anche se magari ce ne poca questa sera, che la politica ci ha abbandonati. Ci sono anche diverse persone che prima avevano votato l'attuale sindaco Anastasia che non lo voteranno più, e lo so per certo, ce ne sono parecchie. Un gruppo e qualche persona valida c'è a Fossata. Ci si organizza, si rompe il cerchio magico, no? Fossata, Concordia, Portogallo, si inizia da lì. E si inizia comunque a proporre cose diverse. Allora magari dopo che l'interesse dei cittadini sarà più alto, perché comunque ci saranno d'altra parte amministratori che sono cittadini, e non amministratori che fanno finta di essere dei cittadini e vanno in segno opposto e in totale contrapposizione agli interessi di chi dovrebbero rappresentare. Questo infine è il succo che dobbiamo fare. Poi l'esposto. Mi dispiace, pensavo anche io di poter dire qualcosa in più, invece
mi sono consultato con l'avvocato, è meglio non esporre nulla, va bene così, cioè comunque è stato fatto, vi assicuro che abbiamo lavorato sodo e c'è il lavoro di tutti, anche di Maria Luisa Vitolini, comunque che anche pur non avendo partecipato direttamente alla stesura dell'esposto, nelle battaglie che stiamo facendo assieme da 3 anni e mezzo, 4 anni, c'è il suo contributo, c'è la conoscenza, l'interesse di tutti, le fatiche che abbiamo fatto tutti quanti assieme, quindi è una cosa che noi ce l'abbiamo messa tutta per cercare anche di far valere i nostri diritti. Dopo so che a livello legale le leggi sono fatte apposta perché non succeda mai nulla, però intanto far sapere alle amministrazioni comunali e ai Marzotto che c'è qualcuno che non vuole stare zitto, che comunque i propri diritti devono far valere, penso che sia già un passo avanti rispetto alla media dei cittadini inerti e inermi con cui la maggioranza purtroppo dobbiamo fare anche i conti. Ecco, io vorrei in pratica dire questo è il succo del discorso, e non so se avete notato, in fondo c'è un cartellone all'ingresso con le caratteristiche tecniche del TAV, che comunque è un argomento che comunque rifà parecchio per quanto riguarda il connubio politica e imprenditoria, no? Con le centrali biomasse, dove c'è lucro, dove c'è guadagno per pochi a discapito di molti, e dove questi molti pagano, si intrufolano i soliti noti. Ecco, a riguardo magari volevo far spendere una parola all'amico Mauro Gobbato, che è rappresentante notabile di Portogruaro, che magari ci riserverà proprio un minuto un pochino la questione nei termini un po' più concreti, anche più dettagliatamente. Quindi grazie. Allora, buonasera a tutti, solo per ringraziare per la disponibilità il gruppo che ha organizzato questo incontro. Per chi l'ha letto, lo leggerà mentre esce, insomma si può accorgere bene che ci sono tante cose che toccano sia l'argomento TAP che l'argomento centrali. E, non so, poco importa se per costruire le linee ad alta velocità si usa il project financing e per costruire le centrali CIP 6 o i certificati, gli incentivi verdi, insomma, sempre di spreco di denaro pubblico si tratta. Ci sono un sacco di bugie su entrambi gli argomenti, insomma. Gli inceneritori hanno iniziato a chiamarli termovalorizzatori, poi centrali scusate, a biomassa, il TAV adesso lo chiamano quadruplicamento, ma sempre bugie sono, e poi tanto altro, insomma. La cosa che accomuna di più è la mancanza di partecipazione, di processi partecipativi proposti dalle amministrazioni locali, di coinvolgimento cittadino e soprattutto di informazioni vere. Mancano questi pilastri, manca una cosa fondamentale, che è la democrazia. Manca la democrazia sul TAV e manca la democrazia sulle centrali inceneritori. Io credo che sia utile cercare iniziative anche comuni. Come gruppo Notav abbiamo sempre partecipato alle vostre iniziative, continueremo a farlo, ad appoggiarvi. Fanno bene le iniziative come quelle di questa sera, gli esposti eccetera eccetera, dobbiamo cominciare a pensare anche delle azioni da fare assieme, perché ripeto c'è un problema di democrazia. Chiudo qua perché sono avanti per altre 2 ore, quindi grazie agli organizzatori.